Aspetta perché rimambita. Guarda tuo amico. Guarda che ti aspetta. Non si accorge, proprio c'è insulsa di qua. No? Le qua. Dai, guarda tuo amico. Guarda. Che c'ha rincoglionito il can. Tuo amico. Quando ha realizzato che siamo a Jesolo è tutto felicissimo. Non vedo l'ora, io sto bene qua. Sta bene qua, intendo bene in zona, no Jesolo. Hanno previsto sole, spero tanto, perché per sbaglio ho schiacciato di nuovo il reset sul coso di visualizzatore di stato delle batterie della DS Tech. Cosa significa? Madonna, guarda che bel mare, che non vale la pena sporcarsi perché lo so a memoria, quindi preferisco non insabbiare il camper. Glielo devo dire, sì, che segnano il 100% anche se non sono al 100%, e quindi deve caricare fino a quando non carica più. Quando non carica più è veramente al 100%. Lì, buongiorno Italia. Ascolta, già che devo cambiare la lampadina, le cambio tutte e due. Io quella volta ho comprato queste che costano un occhio della testa, dicono che ti fanno il 120% in più, e giustamente le cambio tutte e due in modo tale da avere una luce omogenea. Attenzione quando cambi le lampadine a non mettergli le dita sopra, perché poi il grasso della pelle, ok, aumenta in quella zona lì il surriscaldamento, la temperatura, e le fa bruciare, almeno così. Questo me l'hanno detto più meccanici, dopo non so se è una leggenda metropolitana o no, insomma, ecco. Però, ripeto, me l'ha detto più meccanici. Oh, un italiano che prende il ragù della Barilla, che poi adesso in teoria è americana, in Austria, per poi rimangiarlo in Italia, hai capito? Io manco a birra austriaca. Che palle, che devo anche censurarlo ogni volta. Allora, qui oggi sono a pranzo al ristorante da Jacome, che è, diciamo, una cucina, come si può dire, ricercata. E da Jacome non è solo cucina francese, ma è anche cucina ricercata. Oggi lo chef ci proporrà delle pipette piccolissime, tipo il suo belino, e con cosa? Con la salsa de pomodoro. Allora qui vediamo lo chef che utilizza questo pregiatissimo formaggio invecchiato di qualche giorno nel frigo. Che fa schifissimo. Sì, ma tanto lo mangi tu, io mi mangio il mio ragù di soia. E poi una salsa delle pomme bio New Age. Ho proprio voglia di coccolarmi. Sai cosa significa coccolarsi? No, non quelle robe che intendi tu, no, questo è un altro discorso. Fare veramente quello che si vuole. Io questo fine settimana, oggi è sabato, voglio star qua a curarmi il camper. Ho fascettato tutti i cavi del motore, ho cambiato le lampadine, adesso pulisco un po', sistemo, hai capito? E come quando ogni tanto metto gli adesivi o quelle cosine là, non lo so, una sorta di rigenerazione, non lo so, cioè preferisco questo come rilassamento e benessere all'andare in giro. L'andare in giro è sì, curiosità, emozione, eccetera, però per il rilassamento e il benessere sa che preferisco fare queste cose qua. Tira questo. Il cosino! Che facce! Sarà fantastico, la tua prima cena elegante. Magari qualcuno se l'è perso, ma glielo riassumo così. Allora, ovviamente io parlo sempre dopo averle provate le cose, non parlo mai per il cazzo. Secondo me, ok, secondo questi miei personalissimi calcoli, il camper, ho fatto anche una puntata apposta, è una delle cose che veramente ti rende più schiavo, meno libero in assoluto, in quanto ti costa un casino di gasolio, di olio, di ricambi, non ne parliamo, eccetera, eccetera. Insomma, anche tutto ciò che riguarda le pompe dell'acqua, eccetera, eccetera, non sono fatti per essere usati proprio tutti i giorni, eccetera. Quindi, insomma, sono costi, ok, sono costi. Mentre ciò che mi rende libero è la bicicletta, cioè il vedere di fare chilometri, tanti,
a parte questa che è elettrica, ma vabbè, comunque va a elettricità, alimentata dai pannelli solari, ma a parte quello, parlo proprio della bicicletta in generale, anche quella non elettrica, ok? Perché quella elettrica per qualcuno può costare, giustamente, se uno la carica a casa allora costa. Ma la bici ti fa fare decine e stradecine di chilometri a gratis. E tu dentro te senti, percepisci che con le dovute pause, la dovuta alimentazione, nel senso che te la fame te mangi, vai avanti all'infinito e tra virgolette gratuitamente, nel senso che comunque per vivere e mangiare il cibo l'avresti mangiato lo stesso, ecco, lì voglio arrivare. E niente, io con la bici provo questi sensi di libertà, veramente, veramente libertà, che è chiaro che non è una libertà assoluta, ma se dovessi dire tra la mountain bike e il camper, cazzo, il camper ti può dar tutto tranne che la libertà. Tramonto da camper di Singano, guarda tramonto, ciuccia tramonto, sinistra cielo un po' frufru, destra cielo un po' giallo, giallo arancione. Spero di non romperti più le palle col discorso del turbo, ma salite e cavalcavia che facevo in terza, proprio tra virgolette a fatica, e adesso le faccio in quarta a bassi giri, mamma mia, è tutta un'altra roba, cioè anche andando piano, cioè no, diciamo dopo i 1500, perché secondo me il turbo è progressivo, poi dopo i 2000-2005 inizia proprio a pestare, però ragazzi già i 1500 circa senti il camper tanto più leggero, tanto... Mamma mia che goduria guidarlo adesso, è bellissimo, cioè proprio andando piano la salita, cioè faccio le salite accelerando, prima era decelerando perché non riuscivo a tenere, porca miseria. Oh, che rossi, no, è da una vita, guardo nel monitor, tu stai vedendo tutto quello che sto vedendo io, cioè i colori sono quelli, l'intensità è quella, bravo iPhone, adesso con l'ultimo aggiornamento la fotocamera è cambiata radicalmente, devo dire, wow, cioè fa tanta scena tutti questi colori, e secondo me sai cosa? Non è tanto il colore, ma sei tu che devi abituarti a apprezzare ste robe, un po' alla volta, piano piano, un po' di... tra virgolette, no, non è autoconvincimento, non lo so, però secondo me pian piano è questa la strada che tu devi seguire, quella strada che ti porta a essere felice e stupito per un cazzo di tramonto e che ti fa ridere schifato, tipo non so, di una borsa di Gucci o non so, delle scarpe di Louis Vuitton e che cagà è là, oppure il contrario, la borsa di Louis Vuitton e scarpe di Gucci. Come si fa a mettere l'arma? Quale arma? Spari con quello là. Quello dietro. No, come si fa a Questo? mettere l'arma con il cavallo? Ah, eccolo qua. Ok, va bene. Ragazzi, in casa. Devo cambiare arma, però. Sono ancora qua che penso sempre a sto motore, perché ho sempre detto che Pullman come casa è un sogno, come camper un disastro. Adesso invece, porca miseria, si è risolto veramente sta roba che... Porca miseria. Vai, scusami. È solo logorroico, lo so, ma non parlo d'altro da 2 giorni del motore qua, che è una roba assurda, cazzo, adesso spinge. Se ti guardi un po' attorno, no? Puoi notare che ci sono tantissimi modi per godersi la vita. Io vedevo stamattina, ad esempio, adesso lascia perdere i costi che possono essere relativi in base a quanto poi si utilizzano le cose che si acquistano, no? Questo me l'hai sentito dire spesso, ma c'era questo signore all'alba che remava col suo, come si chiama, non so, quelle specie di surf che si va avanti col remo. E provi a immaginare te che emozione essere in riva al mare con questo specchio di acqua che ti riflette il sole. Provi a immaginare che figata. E questo è uno di quelli che ha capito un po' questi trucchetti, no? Cioè non è una cosa impossibile, difficile, costosissima, però guarda, c'è solo lui su, non so, 300 persone che lo fai, capisci? Quindi a volte la paura di questa stravaganza, la paura di essere diversi, la paura di essere la pecora nera fuori dal gregge, quel gregge che tu pensi sia un branco, ti priva della tua libertà, ma soprattutto della tua vita, no? Perché il godimento della tua vita è la vita in sé. Quello invece non è un CP col cappottino. Una rapida pulizia e poi mi sposto per andare da clienti. Bellissimo quando ho appuntamento con i clienti, trovarsi a dormire in città diverse, la sera a passeggiare e la mattina sei già lì, cioè non sai che ti alzi alle 6, tanta roba.
tutto bello, però io da ciccione denoto che non c'è nulla di aperto per mangiare. Ah, poi invece dove trovi un padrone che ti tiene anche l'ombrello, l'ombrello. Io ogni tanto faccio anche assistenze, computer, server, Mac, eccetera, no? In teoria dovrebbe essere una cosa non furba, non remunerativa, in quanto toglie tempo al mio lavoro, che mi fa guadagnare molto di più, no? Però io credo invece, nella mia pratica, che sia bene tenersi sempre un po' di tutto, le spalle coperte. In più, quando tu ti comporti bene, essendo comunque nel ramo, no? La gente parla bene di te e quindi il tuo nome scappa anche poi a chi ha bisogno di un sito, di una grafica, eccetera, eccetera, no? Oggi è il 49esimo giorno senza frigo e io ti ho detto che ho... senza essere il solito drammatico, però non ho più tutta sta voglia cioè, non lo sento più mio tanto il camper, come ogni volta quando succedono gli stravolgimenti, poi quando torno a posto allora si mi riaffeziono, però adesso senza frigo, con quel buco, senza la possibilità di mangiare, avere una birretta in fresca, niente. Recensione della pasta fatta in casa di Alessia, le forme un po' così. Cos'è che sono? Si chiamano tripoline. Ah. Fiori rosa, fiori del pesco, stasera esco. Lì che... aspetta che domanda informazione al Cristo. Oh, Vitus Magnas Bora, e qua da ste parte, dove? Ah, là? Ah, proprio là, esatto, dove che l'indica? Ah. Ah sì, vedi tu, aveva ragione il Cristo, vedi tu? Quando sento che c'è qualcosa che non va, Gli sporo, quando penso a te, ma tu stai con quello là. gli sporo, Quando è tutto giusto, niente meglio di così. gli sporo. Quando Leonardo, io rispondo sempre sì. Quando il sole la neve indora, ma te par che ta spora, appena finito ma lei vuole ancora. ma te par che ta Sta spora. canzone è troppo volgare,